Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 7 del girone A di Serie C1 che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal. L'uomo è veloce Calvaruso, non che lavoro, Calvaruso a campo, se la trova lì, poi palla dentro, Nicchia anticipa un po' con le braccia Calvaruso, poi cerca un tiro! La deviazione, calcio d'angolo, ci ha provato Lorenzo Chinnici. Si sentita poi Ferrara in contropiede, il raccampo di Chiara. Se la mette in rimessa, qui sbaglia tutto Ferrara. E il raccampo fa un miracolo, ma la palla gli è rimasta giù, che rischio per Di Chiara, che poi viene subito rincuorato dal compagno. Guarino. Punta e lo porta! Guarino! Sul sinistro, troppo facile per lui. Trova l'angolo giusto e fa 0-1. Guarino di ritorno, ancora palla che passa, Ferrara salta l'uomo e Ferrara fa il gol dello 0-2, batte da campo. Power play, palla un po' complicata, Calvaruso la mette giù, Calvaruso ancora apre, poi ancora Ferrara, lo fa di nuovo, 0-3. Sujan calcia e poi Marineo fa subito una gran parata. Sujan si è presentato bene in questo pomeriggio. Velocissimo Lanza, c'è dall'altro lato il compagno, Lanza salta chi ci mette, Calvaruso 0-4, probabilmente la chiude forse la partita. Sujan fa sul mancino e poi Marineo risponde presente ancora. Tacco perfetto di Ferrara per Allegra che si dice Allegra con la punta, fa manita. Bella giocata, adesso passa, mette dentro questa palla, anzi cerca la porta, poi tacco nuovamente e conclusione di Ferrara e poi Allegra, lo giudice, chiedo scusa, non Allegra, fa 0-6, troppo facile. Palongi contro Raccampo, conclusione perfetta, ed è 0-7, invece apparecchia per Guarino che rientra, Guarino, San Martino, perfetto quel classe 2005, salva tutto. Sujan 3 contro 2, Sujan avanza, calcia e fa il gol del 7-1. Apre il compagno, palla dentro, Calvaruso, grazie Rosanero. Ora sempre Lorenzo Chinnici, Alessandro Nicchia dentro, Gennaro col tacco, poi Calvaruso fa cercare la porta, Calvaruso e riesce veramente tutto il Pioppo oggi ed è un 8. Sujan dall'altro lato, Chinnici mette giù, calcia e poi Gennaro sotto porta fa il gol del 2-8, utile per le statistiche. Non calciare, ma anzi per la Sujan che qui fa tutto solo, lo fa benissimo e poi Marineo, anzi no, Armetta è entrato, ce l'avevamo persi questo cambio. Decisione, Sujan apparecchia per Gennaro, il palo, Chinnici, poi Alongi, questa volta serve Lanza che non può sbagliare, fa 2-9. La Fiura, Chinnici cerca la porta, il gol di Lorenzo Chinnici che fa 3-9. Armetta non si muove, ma forse c'era qualcuno davanti che gli ostruiva la vista, forse lo stesso Gennaro che non gli ha permesso di vedere il pallone, però credo che vada bene così per il Pioppo. Comunque il risultato è veramente tanto sonoro. Palermo, Chinnici apre verso Sujan, va sul mancino Armetta e poi Gennaro trova ancora il gol ed è 4-9. Sujan quasi si gira ma riesce ancora a rubare il pallone, Sujan va sul mancino, calcia, Marineo e poi di testa, la palla rimane lì, la piana, non deve fare fallo a Nicchia e poi credo che sia finita e infatti confermiamo, finisce la partita 4-9 per il Pioppo che vince meritatamente contro il Palermo Futsal Club.